Le continue allerte e le nuove previsioni di maltempo tengono i sindaci della Val Petronio con il fiato sospeso. La situazione del torrente è grave più del previsto. Il punto è stato fatto durante il sopralluogo con l'ufficio tecnico regionale e l'amministrazione di Casarza Ligure. Sono state rotte delle briglie, gli argini, ci sono alcuni punti che stanno crollando, quindi questa mattina ho i tecnici sul posto, stiamo facendo la ricognizione, faremo subito le schede di protezione civile perché per un comune come il nostro contiamo una stima approssimativa tra i 2 milioni e i 3 milioni di euro di danni ad oggi. Quindi solo per sistemare il fiume? Il fiume e alcune frane, poi bisogna vedere perché ripeto stiamo sul territorio, abbiamo alcune zone ancora che stanno franando per cui la situazione è complicata. Per un comune come il nostro che ha 7.000 abitanti queste cifre sicuramente non sono sostenibili. Anche il Rio che taglia il centro del paese ha creato allarme. Perché a un certo punto io ho dovuto portare le persone ai piani alti, togliere tutte le macchine, passare con la polizia municipale ad avvisare perché siamo arrivati al limite. Si lavora duro oggi anche a Castiglione Chiavarese, uno dei comuni più colpiti. A Velva si sta lavorando per liberare la strada, anche a Sant'Elena di Campegli si fa il possibile per sgombrare la frana in giornata. I tecnici della regione poi stanno valutando se aprire un guado in località Fiume dove ci sono 3 case isolate. Non ci sono più persone in pericolo, ma c'è un ranch con 32 cavalli. Il pontile di collegamento, che è stato danneggiato, potrebbe aver retto, ma le valutazioni sono in corso. Stanno lavorando i tecnici, uno è in segreteria proprio che sta preparando tutto questo conteggio. I ponteggi sono adesso perché liberiamo le frane, ma poi c'è da fare tutti i muri. Quindi il problema verrà dopo. Se su Campegli poi esiste già un progetto di risistemazione della via, non è così altrove dove le frane hanno causato danni alla geografia stradale. E oltretutto dove sono venute le frane è stato portato via la strada e quindi bisogna ripristinare la strada e le tombinature, perché sono scoppiate tutte le tombinature, questa è una cosa un po' particolare.